È partito in bicicletta da Ancona, direzione Capo Nord. È la sfida di Chirilo Morresi, studente al secondo anno di ingegneria dell'Università Politecnica delle Marche. 22 anni di Civitanova, è nato in Ucraina. Il suo viaggio su due ruote durerà 40 giorni e percorrerà oltre 4.000 chilometri con una media di circa 144 al giorno. Chirilo ha preparato l'impresa in soli 6 mesi. Trovati gli sponsor e grazie anche alla Politecnica, finalmente potrà realizzare il suo grande sogno. Capo Nord per me è sempre stato un punto d'arrivo. Ho sempre sognato di fare un'avventura in bicicletta, dato che ho sempre amato viaggiare e andare in bicicletta per l'appunto. La spinta reale che mi è stata data per far partire questo viaggio me l'ha data la mia palestra. Sono riuscito a perdere circa 11 kg e quindi questo mi ha dato la capacità di riuscire a vivere meglio con me stesso, e ho capito che potevo riuscire in qualsiasi cosa. Quindi perché no Capo Nord? Anche se sono 4.500 km lo posso fare. Anche se sono da solo sono sicuro che sarà un viaggio pazzesco e mi cambierà la vita. L'itinerario prevede il passaggio per Slovenia, Ungheria, Slovacchia, Polonia, Paesi Baltici, Finlandia e infine la Norvegia. Chirilo non passerà per la Germania, in quanto lì non avrebbe possibilità di fare campeggio libero. Nei suoi piani c'è anche l'intenzione di fare tappa a Danzica, dove ad ottobre si trasferirà per l'Erasmus. Prima di montare in sella alla sua bici, il 22enne ha voluto lasciare un messaggio ai suoi coetanei. Niente è impossibile, e se ce la posso fare io ce la possono fare tutti. E quindi spero di essere di aiuto a tutte le persone che sono indecise se buttarsi su un nuovo progetto, che sia qualcosa di sportivo oppure anche un'attività economica. Io sono molto appassionato di start-up e prima o poi ne lancerò una mia.